Un comitato promotore che si allargherà nei prossimi giorni, è composto da rappresentanze delle forze sociali, da intellettuali, da docenti universitari. Il comitato promotore si allargherà a rappresentanze degli enti locali, delle forze politiche, delle istituzioni sarde. È nato per contribuire ad approvare in tempi rapidi il nuovo Statuto speciale della Sardegna, le riforme istituzionali per un federalismo interno, per garantire alla Sardegna quell'autonomia finanziaria necessaria a una nuova fase di crescita economica e per realizzare un federalismo politico che eviti l'attuazione di un federalismo fiscale che finirà con il penalizzare pensionati e lavoratori disoccupati dell'isola. Si tratta di discutere su questioni di natura procedurale, quale strumento adottare per il nuovo Statuto speciale della Sardegna, e noi riteniamo che questo strumento sia l'Assemblea Costituente del Popolo Sardo, e questioni più prettamente di merito riguardo ai poteri e le risorse finanziarie necessarie a garantire il federalismo reale dell'isola e a garantire quell'autonomia finanziaria che le consenta di promuovere una nuova fase dello sviluppo economico e sociale della Sardegna. L'avventura di questo comitato è appena iniziata, quali saranno le iniziative future? Le prossime iniziative vedranno il coinvolgimento degli enti locali con incontri specifici, confronti e incontri con la Giunta regionale, con la Presidenza del Consiglio, con la prima commissione che è deputata a discutere sulle procedure da attuare per la Costituente sarda, e in prospettiva un'iniziativa di popolo che garantisca la partecipazione e il protagonismo dei sardi nella riscrittura dello Statuto e nel nuovo patto costituzionale tra la Regione sarda e l'Italia.